segno quando Dio che ad andare fuori. Problema con la fotocamera. Dove vuoi il problema con la fotocamera? Non so, lo metto avviso a fotocamera virtuale, ma non credo. Vediamo chi sono. Maino deve essere Visto? Mi sento. Spezzone di estate, anche zone di estate, nonostante il vento incredibile. Stefano Marina al microfono con Walter Bucci in commento tecnico. Ci vuole per questa partita Walter, che è un dentro fuori. Le due squadre si presentano all'Umberto Capone con una situazione di classifica quantomeno imbarazzante. Il Vigasio una vittoria e due sconfitte in 3 gare, sconfitta a Valgatara 1-0 e la vittoria consolante in casa con lo Schio, e poi ancora la sconfitta domenica scorsa contro l'Arcella, mentre per quanto riguarda il Bassano 2 pareggi contro il Camisano 1-1, 0-0 contro il Montecchio, e poi la sconfitta domenica contro il Villafranca. Bassano che lo ricordiamo dopo i fasti straordinari dell'era che bisogna l'impostazione cambiare sportivo e cambiare il tipo di una categoria, per fortuna
senza dover ripartire dalla terza categoria. Vi diamo tra poco le formazioni, intanto c'è Bigasio in attacco col primo calcio d'angolo della formazione di velocità in vita 6.000, fermato a 2 passi dalla porta. Lo vedo molto lontano, credo si tratti di Alessandro Speri, ma tra poco saremo anche più precisi. Diamo le formazioni, intanto buongiorno Walter, giornata di sole, non vi è dubbio. perfetto. Solo Cocente che forse influirà, intanto schema da parte del Bigasio, là della bandierina, si batte il primo calcio d'angolo per il Bigasio, palla in mezzo, con qualcuno che tocca anche con la mano di direttore di gara, però mi pare abbastanza deciso nel dare il rinvio da fondo campo. Dicevamo prima delle formazioni, Walter, quanto può incidere questo caldo che negli ultimi 3 giorni si è fatto quasi estivo, così a tua esperienza personale? Ma credo che ci sia una tensione a livello nervoso che non si preoccupano assolutamente del caldo di questa giornata. Il risultato è troppo importante. Attenzione dalla destra di Bassano, l'attacco, lancio lunghissimo sulla destra, poi il sinistro, la respinta di Maragna e poi Rossignoli deve spazzare via l'area di rigore. Ringraziamo in questa giornata invece le maglie. Il gol! E c'è il gol del Bassano di testa sotto la traversa, incrocio dei pali. Vediamo l'autore del gol. Le maglie non ci aiutano certamente. Oggi è una giornata molto complicata per quanto riguarda le maglie. Vorrei dire Giovanni Guccione, però forse dico una sciocchezza. Vediamo l'autore del gol quando si avvicina dopo 2:20 del primo tempo. Bassano in vantaggio, Bassano che aveva realizzato un solo gol finora, 2 minuti di gioco e Bassano in vantaggio. L'autore del gol per me è Giovanni Guccione, vediamo, io credo di sì, Giovanni Guccione, gliela diamo a Giovanni, poi eventualmente tra il primo e il secondo tempo Walter proviamo anche a vedere, magari anche con lui Gigi Vagorin che ci sta assistendo in regia, colpo di testa sotto la traversa, inizia a fare per Maragna, ma il Bassano si è reso subito pericoloso, parte malissimo il Bigasio, parte in maniera molto brillante il Bassano, e tra poco vi do anche le formazioni. Sono passati 3 minuti e 03, è successo di tutto, già in vantaggio, ripeto, i giallorossi del Bassano, lancio lunghissimo di Mattia Maragna a cercare, a trovare una bellissima giocata di Alessandro Speri che triangola a sinistra con Rossignoli, riceve Antenucci. Dobbiamo adesso, Bigasio deve davvero adesso cambiare marcia, limite nell'area di rigore con Davide De Martin, poi ancora Rossignoli indietro per questa giocata di Bertoldi, poi c'è la palla fermata a 2 passi dall'area piccola di rigore, ci ha provato Luca Lavagnoli cercando la penetrazione. Prego. Volevo dire, Stefano, che più che demerito del Bigasio è stata una protesta del giocatore che ha anticipato di netto, diciamo, il difensore centrale. Improvviso cross in mezzo e colpo di testa assolutamente estemporaneo. No, certo, nessuno dà colpa, però certamente partire così è partire davvero molto male. Le formazioni, vi do le formazioni. Il Bigasio gioca con Maragna tra i pali, 2 Marini, 3 Rossignoli, 4 Tagliavacche, 5 dal Compare e 6 Gritti, 7 Speri, 8 Lavagnoli, 9 Antenucci, 10 Vicetti, 11 De Martin. A disposizione di mister Alberto Facci ci sono il numero 12 Zanchetta, 13 Guglielmetti, 14 Tosi, 15 Bertoldi, 16 Miotto, Bertoldi che lo davo in campo, immaginati Walter, la partenza shock anche per me, 17 Nardi, 16 Miotto, dicevo 17 Nardi, 18 Brunazzi, 19 Pedroni e numero 20 Marco Roveretto. Il Bassano, formazione al completo, quindi scelte tattiche di Alberto Facci. Il Bassano invece deve rinunciare a Munarini, a Maino, Kevin Maino, figlio del mister Francesco Maino, poi Popovic e il portiere Segantini, quindi assenze piuttosto pesanti. In panchina ancora giocatori come Falchetto, Gusella e Nicolic per esempio, ma pare che la scossa dalla panchina sia risultata efficace. Ancora in area di rigore, questa volta sì per Giovanni Guccione, ci mette una pezza. Intanto Federico dal Compare, se non vado errato, però c'è una segnalazione di fuorigioco e sarà rimessa con i piedi per Mattia Maragna. 5-0-8, vi do le formazioni che vi ho già dato. Vediamo, il Bassano deve giocare invece con Gottin tra i pali, 2 Gagliano Venturini, una vecchia conoscenza del Bigasio, 3 Micheloni, 4 Carraro, 5 Pellizer che è il capitano, 6 Equizzi, 7 Tescaro, 8 Peotta già qui nel Veronese a giocare con formazioni importanti, 9 Guccione, Giovanni Guccione che è partito, lo ricordo, da Casaleone per andare a Legnago e poi anche a Caldiero prima di arrivare a Bassano, 10 Xamin, 11 Bunafà.
a disposizione di Mai non ci sono 12 Tessarollo, 13 Caron, 14 Pasinato, 15 Nikolic, Milos Nikolic che domenica ha provato il calcio di rigore, fallo di mano in area con il gol su rigore, il primo gol su rigore dei 2 rigori del Villafranca con Scariolo. Nikolic dicevo, poi c'è Falchetto, Pusella con il numero 16, Falchetto 17 in panchina, 18 Marinello, 19 Alberti e il numero 20 Stefan Miloradovic, bomber del Bassano, ma non in perfette condizioni di forma, e comunque come scelta Guccione prova, c'è deviazione, calcio d'angolo. Un destro dal limite del settore di rigore, Giovanni Guccione, calcio d'angolo al Bassano. Io direi, possiamo dire, partenza lampo, partenza shock, partenza veramente oltre ogni aspettativa del Bassano, che finora aveva fatto veramente poco in campionato, un campionato abbastanza anonimo. Evidentemente capita nella vita di trovarsi con 2 pareggi e una 2 pareggi e una sconfitta dopo il terzo del campionato. Bassano, che lo ricordiamo, ha visto i fasti della Lega Pro. Intanto questa bella giocata, area di rigore ancora per un altro tentativo pericolosissimo, 6 di gioco. C'è stato interversione alla destra di Equizzi, la sinistra di Equizzi, che ha messo in azione in area di rigore il Bassano, che con un altro colpo di testa ha sfiorato il gol, deviazione a 2 passi dalla porta di Maragna, altra occasione, 7 di gioco. Io mi devo scusare, mi scuserò molte volte per non riuscire a individuare esattamente l'autore dell'azione vincente, però i numeri delle maglie sulle maglie giallo-rosse a righe verticali del Bassano si vedono, ma numeri neri si vedono davvero pochissimo. Poi cominceremo a fraternizzare con i giocatori. Intanto questo calcio d'angolo da Bunafà, la respinta del Vigasio con Marini che mette palla in rimessa laterale. Ancora rimessa laterale, dice il guardaline sotto la nostra postazione. 2 occasioni d'oro per il Bassano, una ha centrato lo specchio della porta di Mattia Maragna, nell'altra situazione bene per il Vigasio, che sulla linea di porta la difesa abbia in qualche maniera rimediato. Rimane in attacco il Bassano, tentativo di Micheloni di far filtrare il pallone, c'è ancora calcio d'angolo, il Bassano che rimane in attacco. In fase d'attacco non può che essere scioccata la formazione di Alberto Facci dopo un gol preso in questa maniera, e come ricordava Walter Bucci, un gol veramente fulmineo anche per esecuzione, il traversone, il colpo di testa secco, la girata, l'incrocio dei pali sotto la traversa, davvero forse da ripetere sarebbe piuttosto complicato. Ancora Bunafà, secondo palo, il colpo di testa ancora del Bassano, minuto 8. Pericolosissimo il Bassano in questo avvio di partita. Il colpo di testa è di Francesco Peotta di testa per questo Bassano, che è partito alla grandissima Guccione, alla caccia del pallone. Guccione classe ricordo 89. Qui c'è un fallo, ma il gioco può proseguire. Attenzione al limite dell'area, area di rigore adesso, perde il controllo del pallone all'ultimo secondo, attaccante del Vigasio. Era una bella occasione questa, veramente. Bellissima chance questa per il Vigasio, area di rigore, perso per un attimo il controllo del pallone. Riparte il Vigasio con Lavagnoli che ha per sinistra, per Rossignoli che cerca l'impatto con il pallone, non lo trova, prova adesso il traversone con il sinistro raso a terra, contrastato la difesa del Bassano, il rilancio in qualche maniera verso la panchina di Alberto Facci, tiene in campo il pallone il Vigasio, prova a impostarlo, Matteo Gritti, area di rigore, viene fermato il pallone al limite dell'area, credo ancora una volta da Alessandro Speri. Sicuramente è stato un brutto colpo questo gol qua, adesso non devono lasciarsi prendere dalla frenesia, riorganizzare un po' tutto e ragionare. Dal compare rasoterra nel traffico di centrocampo del Bassano, Lavagnoli, la sua progressione, la palla a sinistra controllata bene, Speri che la mette in mezzo, la palla esce fuori. A destra per Antenucci che si è defilato per aprire varchi in area di rigore. Antenucci prova la palla che non trova deviazione, non trova porta, peccato. Segnaliamo questa azione, il primo risveglio del Vigasio, Andrea Antenucci che prova un sinistro battezzato probabilmente fuori da qualcuno, in realtà nessuno del Vigasio lo tocca,
e la palla non esce di moltissimo dallo specchio della porta. Bastava una piccola deviazione, era dentro. 4 occasioni in 10 minuti, il dentro e fuori è scritto, perché o dentro o fuori. Per il momento dentro ci rimane il Bassano con quel gol meraviglioso. Attenzione, area di rigore. Bandierina alta del guardialine e c'è calcio d'angolo. Però calcio d'angolo, vediamo, si è già battuto, calcio d'angolo. La palla in mezzo al traversone senza pericolo per il portiere del Bassano, Gottin. Che fatica, che partenza. Bassano a sinistra, Peotta si fa consegnare il pallone, poi tocca basso, arriva Guccione, sventaglia dall'altra parte, dove attendere il pallone c'è Tescaro probabilmente. Guccione qui a sinistra, anzi chiedo scusa, il pallone l'ha cercato Bunafà, che si è spostato, era qui a sinistra nell'azione precedente, adesso gioca dall'altra parte del campo. Ancora Guccione con la sua esperienza, perde palla, recupera palla il Vigasio, lo riconquista per un attimo il Bassano, rimessa laterale del Vigasio. Adesso si comincia davvero ad avere spazi molto stretti a centrocampo, perché è chiaro che c'è il desiderio da parte di tutti, chi di accelerare per cercare il gol e chi di pressare per evitare di far ragionare l'avversario. Il caso del Bassano, Tenucci pronto offensivo destro molto basso sulla linea del calcio d'angolo, rimessa laterale con le mani il Vigasio. Devo dire che il Bassano ha messo proprio molto bene in campo e si muove con in maniera molto organizzata, soprattutto le distanze fra la difesa ma non si vede meno su sempre Facebook. equidistante. Questo è importante. Sì. Comunque, come dicevo Su prima, Facebook. non bisogna perdere la testa. Antenucci, bella giocata in area di rigore e poi cade a terra Antenucci, non è assolutamente fallo, dice il direttore di gara. Anche per noi è così. Ha accentuato la caduta Antenucci, che poi rimane a terra, ma Comunque, come vedi, 2 occasioni le abbiamo create, vuol dire che bisogna solo stare tranquilli e riorganizzare l'azione. Però guardare adesso. difesa non adesso. imperforabile, diciamo, del Bassano, si può fare. Prova a sentire adesso. Sui palloni che partono dalla difesa, quelle fiondate da 40 metri, probabilmente Walter c'è la possibilità Certo. di fare meglio. Non vedo una buona lettura dalla difesa. Micheloni, la palla quasi in tribuna da parte di Tommaso Equizzi. Certo che una partita così importante prende il gol del più. Si sente via il microfono. Certo, è un problemone, Si sente il certo. microfono. Dal compare Marini deve ripetere la rimessa laterale, vediamo che è successo. Vediamo che è successo. Vediamo che è Io vedo mia successo. collega un software. Palla consegnata al Vigasio e la gioca. Mi sono perso Anch'io. questo flash, questo shop di azione, questo Photoshop potremmo dire. Sì, l'ho visto qua che Riparte in Bassano cercando l'ordine e cercando l'apertura sulle fasce laterali. Micheloni comunque se vede a sprazzi, se vede cerca Tescaro di arrivare su quel pallone, ma poi si scusa con il compagno e con Peotta. Mi pare Bassano, nonostante il vantaggio 1-0, aggressivi Walter sul portatore di palla del Vigasio, come raramente si vedono squadre giocare, non solo l'Umberto Capone ma in generale, no? Ma ti dirò che sono sorpreso che abbia più punti, perché è una squadra che si muove molto bene, molto aggressiva e ti chiude le linee di passaggio. Speri cerca di controllare il pallone, subisce fallo e calcio di punizione per il Vigasio. Siamo nei pressi del cerchio di centrocampo. La palla bassa a sinistra per Lavagnoli, che gioca al solito con grandissima dinamicità. Palla per Rossignoli, che passa tutta l'area di rigore senza che nessuno provi a intercettarla. Prova a ripartire il Bassano, ancora Guccione. La palla è buona, ma non c'è forza adesso nelle gambe di Alessandro Tescaro. Marini con il petto, brava Guccione, rimessa laterale è Vigasio, direttore di gara che non si fa ingannare dall'esperienza di Guccione, che ha alzato la mano come per dire la palla è nostra, la rimessa laterale è nostra. Il direttore di gara gli ha detto simpaticamente col cavolo. Equizzi, Guccione,
che se gioca così 90 minuti io poi giuro che scendo negli spogliatoi e gli stringo la mano, anche se da disposizioni Covid non si potrebbe, perché sta interpretando una partita sul filo del fuorigioco con grande agonismo, lui che insomma della covata non è proprio il ragazzino, insomma, eppure tanta buona volontà, la palla è buona, la compare, la recupera indietro per Maragna che deve rimetterla con i piedi nel cerchio del centrocampo, salta Antenucci, salta anche Peotta, meglio Antenucci di Peotta, ancora dal compare che apre a sinistra per Davide De Martin, su di lui in due, recuperano il pallone, Gottin, 16 di gioco, volato via un quarto d'ora, errore Bassano difensivo, a conferma di quel che dice Walter Bucci dal primo minuto, che certo hanno trovato la via del gol, ma la difesa non pare impenetrabile. Antenucci ha bella giocata, è ancora in area di rigore, vuole superare anche Equizzi, ma non ce la fa. Equizzi a rimpallare il pallone, poi c'è il fallo di mano di netto di Tagliavacche, che in questi primi 17 minuti Walter mi pare sia rimasto evidentemente imbrigliato nella velocità del gioco del centrocampo, lui che ha leve lunghe, come dire, struttura anche fatta per organizzare con calma il gioco. Attenzione alla di rigore, attenzione adesso perché abbiamo ancora il controllo del pallone, Alberto Fiumicetti, ecco Tagliavacche, tocca al limite dell'area per Speri che dialoga con Antenucci, non ritorna il triangolo, Gritti apre a sinistra, adesso si fa più intenso l'accerchiamento del Di Gasio ed è fallo da parte di Alberto Fiumicetti, che dice ho le braccia larghe, ma con il resto del corpo mi pare abbia spinto l'avversario e non si è fatto. È vero quello che hai detto, che siamo in difficoltà a centrocampo, che sono tutti di passo svelto e levano tempo e spazio al centrale nostro Tagliavacche lì, e siamo spesso in difficoltà. E questa è la dimostrazione, il fallo di Tagliavacche è giallo, è chiaro, è evidente, insomma, non occorre, insomma, Walter ce l'ha, ma non occorre la patente di allenatore per capire che qui occorre fare qualche cosa, perché Tagliavacche è saltato sempre, costantemente, dal gioco rapido del Bassano che non ammette tregue, insomma. Calcolando proprio come si muove Tagliavacche lì, dovrebbe mantenere in più una posizione costante e non spostarsi, perché poi non riesce a recuperare la velocità degli altri. Quindi centrale davanti alla difesa e stare lì, e aspettare. La palla. Come vedi, credo che Alberto Facci darà indicazioni in questo senso, perché è evidente la situazione, diciamo, è evidente la difficoltà del ragazzo a stare nella partita contro un Bassano finora scatenato, ripeto, andremo a fare i complimenti dopo 94 minuti sotto questa temperatura, se giocheranno con questa intensità fino alla fine. Antenucci tanto sulla destra, la palla che è una palla molto alta per De Martin, che francamente non ci pare. Chiede Giulio l'autore del gol, io la butto su Guccione, però poi dovremmo sentire durante la pausa Gigi Bagolini cosa dice e cosa ha visto in camera, perché francamente da quella posizione io ho due alternative, o Guccione oppure Carraro, potrebbe essere anche Carraro. Io ho due, è stato tanto veloce che sono molto simili tra l'altro come struttura fisica e probabilmente ci siamo lasciati anche prendere dalla velocità del momento. Stavamo facendo ben altro, Walter, io e te qui, che non quello di seguire una partita che è partita con l'acceleratore schiacciato a 1000, gas a martello e si scatena l'inferno. Il Bassano l'ha scatenato, Di Gasio sta cercando di costruire un inferno decente per il Bassano da qui alla fine. Si protesta per le mani su Antenucci. Micheloni, ribattuto da Lavagnori, altro giocatore che a me domenica di più mi sorprende, perché alla sua buona età pare di avere a che fare con un fuoriquota, con un 2002. Applausi a Lavagnori, perché io me lo ricordo ragazzino, non ha perso quella vivacità. Tagliavacche altro fallo, qui attenzione perché qua andiamo veramente rischiamo di andare in sofferenza seria, perché se la soluzione per il povero Tagliavacche è quello di mettere falli, al prossimo sgambetto scatta un cartellino diverso da quello giallo e allora saranno davvero problemi. Marini, c'è Bunafà
che controlla però Peotta, dinamico, Peotta, Guccione esce dall'area di rigore, prova subito a tirare, è secondo me la soluzione migliore anche in certi frangenti, perché il tiro della domenica può sempre arrivare. Antenucci perde il pallone un attimo, lo recupera, lo mantiene, bravo Andrea, a destra per Lavagnoli, altra sgorpata di Lavagnoli, palla in mezzo, invitante, anticipato ancora una volta il Vigasio. Se alzava la testa un attimino e la giocava di prima, c'era un rostro che era proprio davanti alla porta. 21 di gioco, anticipato, credo Fiumicetti. Anticipato Alberto Fiumicetti. Calcio d'angolo Vigasio, minuto 21-25. È volato la prima metà del primo tempo, è volata, nessuno se ne è accorto. Tagliavacchi lo schema. Il calcio d'angolo ferma tutto il direttore di gara perché ha visto qualche situazione particolare in area di rigore, li ha richiamati, li sta richiamando e li sta invitando a giocare con più correttezza, anche se conosciamo bene, insomma, che le regole non scritte sono quelle di tenersi fino a che è possibile, fino a quando poi in altri campionati Tagliavacchi area di rigore, la respinta della difesa del Bassano, ancora calcio d'angolo per il Vigasio. Dicevo, in campionati dove ci sono tante telecamere, poi fino a quando poi la telecamera non ti inquadra, puoi fare, cerchi di fare un po' quel che vuoi, capita sempre. Negli amatori capita perché non ci sono le telecamere. Capita sempre. Tagliavacchi, di rigore! Il gol del pareggio del Vigasio. Bravissimo, Il gol del pareggio del Vigasio, minuto 22 e 29. Finalmente sui sviluppi di un calcio d'angolo. Era tanto che non ci capitava. Altrettanto bello anche Il gol è di Matteo Gritti. Matteo Gritti che trova l'angolo giusto lontano alla destra di Gottin, che oggi, ricordo, sostituisce Segantini, e Gritti riporta in parità la partita, la riporta anche abbastanza velocemente in parità, 20 minuti dopo il vantaggio del Bassano, e direi che questo per il Vigasio è sicuramente una nota interessante, perché andare avanti con questo risultato avrebbe generato dei problemi. Io vedo che c'è movimento nella panchina solamente perché si è esultato per il gol del pareggio 1-1, minuto 23 tra Vigasio e Bassano. Ti ho tolto la parola, Walter, Stefano, scusami. io ritorno a rimarcare che se troviamo equilibrio a centrocampo con Tagliavacchi che rimane davanti alla difesa, perché se si sposta non riesce a recuperare per la velocità che hanno, lui rimane lì e fa correre la palla. In questo senso dà più equilibrio anche al reparto di centrocampo e alla difesa. Una fa attenzione da destra adesso, area di rigore, Peotta lascia andare il pallone e poi Vigasio deve riparare in calcio d'angolo, Bel gol come il nostro, ed è stato ancora Luca Lavagnoli a mettere il pallone in rimessa laterale. Pescaro, Bonafà, si recupera questo pallone e si prova a ripartire, Vigasio prova a ripartire, De Martin, un fallo che avrei giusto. Sì. Scusami, è il nostro giovane che gioca da quella parte. Sì, è il nostro giovane dall'altra parte, Rossignoli. Abbiamo due giovani, due ragazzi, Marini da questa parte e Rossignoli dall'altra. Sta soffrendo molto su quell'attaccante. Bonafà è certamente un giocatore molto, molto preparato. Tagliavacchi che recupera un buon pallone, ma il Bassano con Carraro non ci pensa un attimo, riconquista della palla, ancora Bonafà. Pordenone in Serie D tanti anni, Bonafà, poi 6 anni, 3 in Serie D, 6 in Serie D, 3 con il Pordenone, poi scende in eccellenza, 3 anni a Porto Mansue, dove in promozione, attenzione Guccione, qui Guccione insomma la spera tanto questa palla,
ci mette tante speranze in questo pallone, la palla altissima sopra la traversa. Secondo me aveva un po' paura del contrasto perché l'altro stava entrando bravo. Dici è un Sì, tentativo, ha un calciato tentativo un po'. preventivo, un tiro preventivo, Esatto, insomma. esatto. Potremmo chiamare il dottor Massimo Bucci lo chiamerebbe un tiro preventivo. Non è stato molto convinto. Bonafà, dicevo, 6 anni in Serie D, 3 anni a Pordenone, poi eccellenza, Buon giocatore. 15 reti in promozione, la sua miglior quantità di gol in una stagione, però si vede che è un giocatore rapido, veloce, un esterno di quelli che tagliano le difese, se ne sta andando proprio lui là a destra. Rossignoli fa fatica certamente. Sì. E da qui alla fine sarà difficile vincere il duello. Qui c'è un fallo, calcio di posizione Bassano. Sarà difficile vincere il duello, Walter, perché Rossignoli è un giocatore che tende a proporsi all'attacco, ma lasciare Bonafà libero sulla destra e quindi un cambio. Quindi Marini per Rossignoli, scambiare gli esterni. Perché sta soffrendo tantissimo. Due indicazioni per mister Facci. La prima è quella di tenere basso Tagliavacche per evitare di vederlo tagliato dalle ripartenze del Bassano. La seconda indicazione di mister Walter Bucci è quella, concordo pienamente, quella di invertire gli esterni. Marini che finora ha fatto bene. In realtà, diciamo questa cosa, in realtà Bonafà è partito qui a sinistra, poi ha trovato la pietra Marini e mister Maino l'ha spostato a destra, laddove ha voluto fare certo, perché ha visto che Rossignoli aveva propensioni offensive, ha detto giochiamo sull'esterno che ha meno la capacità di difendere, più quella di offendere, e lì forse farà più danni. E infatti finora Bonafà sulla palla, calcio di punizione Bassano, 2 uomini in barriera, tutto è pronto, la battuta, secondo palo, Matteo Gritti, spalla contro spalla. Questa volta il direttore di gara dà il calcio di punizione al Vigasio e a De Martin in genere così, vero? In genere così. Io ho visto anche un fallo un po' di compensazione, visto che nell'azione precedente era stato dato il fallo a De Martin. Questa spallata poteva avere 50-50 di risultato e il direttore di gara non si è sentita, ha dato il fallo a favore del nostro De Martin. Mattia Maragna con i piedi, calcio lungo ovviamente, mezz'ora tra poco di questo primo tempo, ancora Bassano e ancora monocorde il Bassano con questa giocata là sempre a destra. Bonafà, ancora lui, il raddoppio di marcatura, area di rigore, attenzione, il destro alto sopra la traversa di Filippo Carraro. Una cosa che mi ha colpito, credo che il mister suo abbia veramente le idee chiare, nel senso che vedo palla avanti, palla dietro, palla sul movimento, cioè tengono 2 passaggi di fila, si crea 2 linee di passaggio e palla danno, e questo crea grosse difficoltà a noi. Quindi se ho capito bene, Walter, fingono di essere corti per poi rilanciarlo. Sarei un buon allievo, no? Sì. Di corso allenatori. diciamo cercano il tiki-taka e poi fingono il tiki-taka per poi invece cercare la profondità. Mai in orizzontale. Attenzione, palla dentro per Fiumicetti. Mi piace Bassano, bella squadra. Lo ricordo, il Bassano, 2 pareggi contro Camisano e contro Montecchio, la sconfitta in casa domenica con il Villafranca 2-0, 2 rigori contro, un fallo di mano nettissimo di Nicolic che oggi è in panchina, l'altro rigore francamente adesso non lo ricordo. E certo, a vedere i nomi in campo ti domandi come può il Bassano dare 2 punti, mi domando anche come il Vigaggio possa averne 3 in 2 partite. Io dico che francamente anche in difesa però. il colpo di testa, ancora di Gritti da lontano, ci prova ancora Fiumicetti, ancora calcio d'angolo. Il Vigaggio sta spingendo, 29 di gioco, Gritti, Fiumicetti. In difesa non sono dei marziani anche loro, e questo forse spiega i risultati. Corto, Speri in mezzo, troppo facile per la difesa leggere questo traversone. Lavagnori che ascolta Walter Bucci, si guarda alle spalle, capisce il pericolo, indietro per Maragna, fazzoletto di giocatore centrocampo. Maragna inizialmente non sa che fare perché lanciare troppo lungo vorrebbe dire rischiare di mettere in fuorigioco qualcuno, allora
tenta la torre, De Martin che riesce a scaricare per Fiumicetti, limite sinistro nell'area di rigore, bravo Alberto, area di rigore, Fiumicetti per Antenucci, non c'è fallo, dice il direttore di gara, anche se i giocatori del Vigasio reclamano un fallo di mano. Fiumicetti ancora recupera un pallone meraviglioso, poi cerca insomma un colpo di tacco a suo favore che non riesce al 100%, però giocata da Beato Fiumicetti davvero da incorniciare da quella posizione, davvero veramente unico. De Martini intanto con il fisico finalmente tiene questo pallone nella tre quarti campo del Bassano, l'apertura a sinistra, ancora Vigasio, traversone tra poco, attenzione, il colpo di tacco invece a cercare di seguire la Bagnoli, Antenucci in area di rigore, nessuno tocca il pallone, calcio d'angolo. Una bella giocata anche questa, Vigasio che cerca di fare ancora pressione, ancora più pressione. Vedi che soffrono molto sugli esterni di difesa, quindi vuol dire che i limiti saranno da loro. La capacità degli allenatori di leggere la partita, anche di cogliere. Secondo te, giusto sempre a proposito di corso allenatori, è una qualità che si può imparare questa Walter o no? Per leggere le difficoltà degli altri per andare a... Che si può anche imparare, però una dote innata questa qua, anche da giocatori, lo vedi quelli che capiscono queste Adesso cose. ti dico una cattiveria, però ti dico una cattiveria che forse tu mi devi respingere, mi devi dire no, non è così. Attenzione, secondo palo, attenzione dal compare, area di rigore. Ancora la palla buona per Matteo Gritti, la girata di Gritti. Ci siamo. Guarda. Davvero partita da dentro o fuori? Finora pronostico confermato, partita da dentro o fuori. Adesso dico la cattiveria, Walter, aspettati di tutto, perché l'ho pensata e la devo dire. Fiumicetti, secondo palo, Antenucci, fuori gioco. Intanto il Montecchio in vantaggio, mi dice Giulio, in vantaggio 1-0 a San Martino. Le grandi devono cominciare a fare la voce grossa, altrimenti l'idea che il San Martino è in testa alla classifica con 6 punti e punteggio pieno, davvero. Se tocco questo tasto, ma quando mi hanno intervistato alla federazione per dire la mia, ho detto che 9 partite sono poche, meglio andata e ritorno e giochi anche di mercoledì, se no sbagli 2 partite, ma non per il Viaggio, per tutti questo. C'è troppo poche 9 partite. Tagliavacca e De Martini, non ci arriva, ma rincorre il pallone. Lo rincorrono anche quelli del Bassano, ne hanno la meglio. Vedi il gioco un po' più abbassato, ecco, adesso Gottin, pericolo, se lo prende tutto Capitan Pellizzer. Fallo di Speri, no, perché la palla è ancora buona, non dai fallo, direttore di gara, adesso fischia, vediamo cosa fischia. No, è proprio... Non credo, è stato un contrasto casuale, insomma, non dà fallo, però chiede l'intervento, vediamo, dei sanitari. Non so se è stato un caso, ho visto tagliare anche... Allora, volevo dirti la cattiveria, Walter, la cattiveria non è rivolta contro nessuno in particolare, o meglio sì, è che è una qualità questa, dimmi tu che sei insomma un uomo molto più sposato di me, è una qualità tipicamente femminile, quella di leggere le strategie dell'avversario per riuscire a trovare il pertugio buono e per diciamo e per farsi e per ottenere quello che vogliono ottenere senza dover solo con la forza vincere, no? Anche con un po' di astuzia, con un po' di intelligenza. Allora no? ti dico come la vedo io cerco di avere un gioco mio e dare delle opzioni alla mia squadra, poi cerco di leggere anche la partita e colpire l'avversario laddove. Certo che sì. E poi saper modificare anche in corso la partita, devo dire. Assolutamente. Puoi trovare l'avversario che può essere più bravo di te nell'impostare. La palla per Guccione, perde il tempo Giovanni Guccione, Marini calcia via questa palla che viene recuperata da Fiumicetti. Diciamo che a campo non è la posizione perfetta di Fiumicetti, che ha un bellissimo esterno destro, troppo lungo per Antenucci che però fa pollice in su, come dire bene così, la prossima volta più esterna questa palla. Un esterno destro più esterno destro sarebbe rimasta sull'erba un pochino di più, invece la palla è scivolata via. Vigasio recupera ancora il pallone, ancora con Lavagnoli. De Martin fuori le prime partite, ma si vede, si sente che il giocatore ha qualità, perché è una caratteristica che non avevano altri giocatori, non hanno altri giocatori della rosa di Gasio. Tanto bella palla di Lavagnoli per De Martin, un piatto scodellato in area di rigore. Stavo dicendo, una caratteristica che altri giocatori della sua stazza non hanno è quella di tenere palla, subire fallo, ma non cadere per terra urlando, ma tenere palla e servire il compagno. In alcuni casi non ha senso subire fallo
quando invece hai un compagno cui puoi scaricare, magari che arriva in corsa dalle tue parti. Intanto attenzione, il Bassano dall'altra parte con Alessandro Pescaro. Bravo. Gli ruba palla sempre Fiumicetti, Sì. che con il destro va a cercare Andrea Antenucci. La palla non è buona, peccato, troppo esterna, corre Antenucci, si arrabbia Andrea Antenucci, ma non si poteva fare diversamente. Servizio di Fiumicetti che adesso sta respirando, a segno e a dichiarazione che anche un 2000 in questa giornata piuttosto afosa deve respirare. Quindi l'atteggiamento deve essere sempre alti. I tre sono sempre Equizzi, Bunafà, Scappaguccione, prova al sinistro Equizzi, Rossignoli lo stoppa, recupera palla ancora il Vigasio, ancora con Alberto Fiumicetti. Antenucci si allarga, sì che va. e qui Fiumicetti sbaglia tutto. Perché certo era incerto se allargarlo o darlo nello spazio. È venuta fuori una via di mezzo, la cosa a metà, e l'avversario ha capito tutto. La palla in mezzo con Tagliavacche, di testa poi Gritti, bravo Alessandro Speri, viene fermato dall'avversario con le mani, guarda il direttore di gara, il direttore di gara dice va bene così, non c'è fallo. Micheloni, Pescaro protegge il pallone, ancora Micheloni, 36-53. Bunafà, e c'è il quasi gol, si diceva una volta, di Matteo Gritti, 37 di gioco. Era quello del Cagliari che faceva il gol. Esatto, era Nicolai. Il quasi gol di Matteo Gritti, un'autorete che sarebbe stata clamorosissima. Per fortuna è solo un calcio d'angolo per il Vigasio, va a batterlo Xamin, anzi no, chiedo scusa, va a batterlo. Comunque là bisogna che miglioriamo qualcosa. Troppo pericoloso. Bunafà, sempre Bunafà, con il sinistro, palla sul secondo palo, non ci arriva nessuno di quelli del Bassano di controbalzo, meraviglioso questo destro di Giovanni Guccione, alto sopra la traversa, 37. Avesse trovato la palla giusta e la porta, avremmo consigliato a Mattia Marani di spostarsi. È stato un terra area di dimensioni apocalittiche. Guccione, palla alta, si può ripartire, Vigasio può ripartire, De Martin non sa che fare, se aspettare il pallone o andarci incontro. La palla recuperano quelli del Bassano che provano a ripartire. Micheloni, Bunafà, Guccione, si guadagna un fallo di grande esperienza, protegge palla, gli arriva addosso dal compare ed è fallo secondo il titolo di gara inevitabilmente. Samin, c'è Peotta che si sta allacciando la scarpetta, si attende l'arrivo anche di Peotta che riceve in questo momento il pallone dato la calcio di punizione di Xamin, che cerca di dialogare con Equizzi ancora Xamin, numero 10 giallo-rosso. Bunafà, Guccione, Micheloni prova un sinistro sul primo palo ed è ancora calcio d'angolo. Fiumicetti, anzi chiedo scusa, dal compare, di testa in calcio d'angolo, ancora un angolo per il Bassano. Bunafà, pronto per la battuta del tiro di gara che controlla ovviamente sempre il giocatore in area di rigore. Rossignoli, fischiato fallo su di lui da parte di Peotta, credo. Sì, Peotta. Ed è calcio di punizione di Vigasio. Maragna e Gritti, la ripartenza dal basso come va di moda adesso. Speri, la palla è buona,
perché la palla, qua c'è un fallo di Marini che il direttore di gara vede molto bene. Il direttore di gara, secondo me, Walter ha concesso il vantaggio perché la palla era ancora nella disponibilità di Vigasio, poi però Vigasio la perde, Marini commette fallo su Peotta, calcio di posizione Quizzi sul pallone. E Quizzi ancora a destra, Micheloni che interviene sul giocatore del Bassano. Si può giocare, c'è il direttore di gara, ma il giocatore del Bassano rimane a terra, è stato evidentemente colpito. Allora ragazzi del Vigasio mettono palla in fallo laterale per consentire ai sanitari del Bassano di intervenire e di provvedere alle cure per questo giocatore. 40 e 46 di questo primo tempo, lo ricordiamo il risultato 1-1 al secondo minuto di gioco, credo di poter dire, però poi Gigi Bagolin mi auguro non mi smentisca dalle immagini. Giovanni Guccione colpo di testa sotto la traversa, il pareggio altrettanto bello di Matteo Gritti di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, minuto 22 di questo primo tempo che diciamo dominato in avvio con questa prima dentro e gassa a martello del Bassano, però poi il Vigasio a mio punto di vista si è organizzato bene e presto, che non era facile né organizzarsi bene né presto, e ha trovato gli equilibri giusti nonostante una situazione di risultato molto negativa per questa prima quindi per questo primo tempo mi pare Walter un 1-1 che ci può stare, no? Come contesa parziale. Direi di sì, ma come accennavo prima il gol inizialmente è stato come un colpo da KO, poi si sono riorganizzati un attimino e se migliorano quei due aspetti che dicevo prima, secondo me danno più equilibrio alla squadra e ve la possiamo anche vincere. Calcio di posizione per fallo su Antenucci, Tagliavacche che va a servire Rossignoli per Fiumicetti che deve librarsi dalla guardia del suo diretto avversario che è Peotta. Bella palla di Speri, attenzione Speri per questa giocata, la giocata di vi dico chi adesso perché ma cosa ti dicevo che la giocata di soffrono tantissimo sugli esterni bassi. Luca Lavagnoli che è entrato di gran carriera, bravo Luca, un'altra entrata a rimorchio, Speri l'ha visto molto bene nello spazio, Luca ci ha creduto, la palla non è arrivata in porta davvero per nulla. Vigasio vicino questa volta, lo possiamo dire, al 2-1. Ci stava. In finale del primo tempo Vigasio vicino al 2-1, questa bella giocata di Luca Lavagnoli, servito altrettanto bene nello spazio da Alessandro Speri. Partita eccelsa di Luca Lavagnoli che sta facendo tutto, sta portando legna, ha acceso il fuoco, porta legna, la ravviva con un po' di benzina, dove trova una zona di fuoco poco viva la accende lui, più di così credo che un centrocampista non possa fare. Tagliavacche, la palla è buona, bravo Tagliavacche, l'apertura per Lavagnoli a cui viene chiesto ancora l'ultima corsa prima la palletta dentro per De Martin, anticipato davanti alla panchina di Alberto Facci, il colpo di testa di Rossignoli ad impedire ancora a Bonafà di ripartire e la rimessa in gioco del Bassano. 43-35. Corriamo a prendere un po' di acqua tra poco perché le mie energie idriche e di salivazione sono ormai ridotte al lumicino con una giornata straordinaria, devo dire, per bellezza, per un sole che ti bacia ma non ti brucia. Questa la segnerei Gigi Bagolin, ti bacia ma non ti brucia, è quasi poetica. Ti bacia ma non ti brucia, anche perché la brezza anche oggi non è stata mai inferiore ai 10 nodi e quindi ne sanno qualcosa i ciclisti e i marinai. I ciclisti aspettano il vento, i marinai lo odiano. E nonostante il caldo, una partita giocata a gran ritmo. Giocata a gran ritmo, però vorrei vedere il secondo tempo, se mi permetto Walter, voglio vedere se manteniamo questi ritmi anche nel secondo tempo, allora sono dei fenomeni davvero. Bonafà. Ajub Bonafà, Marocchino, oh brutto stop, riparte Alessandro Speri, se ne va da solo Speri, qua c'è il giallo, assolutamente sì, per Micheloni, 44 giallo a Micheloni che ha strattonato Speri. Sì. C'era un 3 contro 2 che potevano far male. 2 ammoniti in questo primo tempo.
Tagliavacche e Micheloni. Direi però, come un minuto di recupero, intanto ci comunica Nicola Franchini, direi che per come si era messo il centrocampo ha ritrovato il Vigasio, diciamo, i collegamenti però vedi giusti. che rimane lì adesso. Se si fa risucchiare in avanti viene tagliato fuori tutte le volte. Alessandro Spieri parte basso, 40 secondi alla fine del primo tempo, 1-1, un secondo tempo da vivere con Lavagnoli, fuori gioco di Lavagnoli, pescato in fuorigioco, nemmeno io l'avrei visto francamente, perché mi Comunque hai pare, visto sugli esterni che soffrono loro, sempre, noi possiamo entrare da lì. a me pare sia, non si gioca più? Peccato. Non si gioca? O si gioca ancora? No. Ah, aveva dato calcio d'angolo il direttore di gara, non si era accorto, diciamo, del guardialine che aveva sbandierato da un po' di tempo la bandierina. Peccato. Fuori gioco, allora il dubbio su questo fuorigioco è che Lavagnoli è partito veramente dietro le linee, poi capire se ha ricevuto palla al di qua o di là è un, una diciamo, palla davanti alla porta e non volevo dire. però è arrivato ancora una volta Luca Lavagnoli davanti alla porta, è finito il primo tempo, fischia il direttore di gara perché non c'è più spazio, veramente, eccolo qua. Primo tempo 1-1, Guccione al secondo di gioco, però beneficio di inventario la mia idea di Guccione, autore del colpo di testa. Gritti, minuto 22, 1-1, una bella partita per gli appassionati di calcio, direi che può bastare così, ovviamente per i tifosi di entrambe le squadre. Adesso il secondo tempo si spera sia dalla loro o per i giallorossi del Bassano o per i biancazzurri del Vigasio. Vinca il migliore per il momento, una gran bella partita da dentro o fuori come avrebbe dovuto D'accordissimo, essere. una partita che mi piace molto, e il Bassano è una bella squadra e noi dopo lo smandamento iniziale 20-25 minuti abbiamo preso in mano la partita creando delle buone opportunità. Dobbiamo sempre trovare un buon equilibrio, come dicevo prima. L'esterno da quella parte deve trovare più una chiave di lettura quando va a chiudere sull'attaccante, che è molto bravo. Rossignoli su Bonafà, quello è il Tagliavà duello. che in mezzo al campo deve rimanere basso, altrimenti viene tagliato fuori tutte le volte perché non ha passo rispetto agli altri, e lì miglioriamo l'equilibrio. Assolutamente. Pausa, ci troviamo col secondo tempo.
Di Mister Walter Bucci accanto a me per commentare l'inizio di questo secondo tempo. 1-1 il parziale della prima frazione di gioco, un vantaggio al secondo non di Giovanni Guccione ma di Alessandro Tescaro, giocatore del classe 97, lui è un vicentino. Ha sempre giocato in Serie D, 3 anni con l'Abano ed 1 anno con l'Adriesi. Si parte con il secondo tempo di questo Vigasio Montecchio. Ricordo che il pareggio per il Vigasio è arrivato al minuto 22 con una bella giocata su calcio d'angolo di Matteo Gritti, l'incornata che trova l'angolino alla destra di Gianluca Gottin, rendendo imparabile la conclusione. Abbiamo commentato con Walter Bucci anche qualche aspetto tattico della partita e abbiamo rilevato come ci sono da una parte e dall'altra delle criticità che i due allenatori devono cercare di risolvere per dare più equilibrio alla squadra e per, come si dicono spesso gli allenatori, Walter Bucci credo in testa, per creare quell'equilibrio che ti garantisce poi di poter gestire con tranquillità tutti i momenti difficili della partita. Attenzione, Antenucci, area di rigore, arrembante, alza la mano, dice è rimessa laterale del Vigasio e invece il direttore di gara la consegna al Bassano. Non ho visto cambi, credo che non ce ne siano stati cambi tra il primo e il secondo tempo. Walter mi conferma, allora andiamo avanti con questa cronaca. Buonafà, ringrazio Barbara Dolesco ovviamente per la certezza che mi ha dato. C'è un fallo intanto su Giovanni Guccione che mi ha dato nell'indicare appunto in Alessandro Tescaro l'autore del gol, del vantaggio del Bassano. Barbara, detto stampa del Bassano, era qui proprio nella posizione perfetta per vedere, allora è bastata una telefonata per avere la conferma al 100%. Tescaro e Gritti gli autori del gol di questo Vigasio Bassano, per il momento ovviamente, perché la gara è ancora tutta da giocare, tutta da decifrare. Il Bassano adesso in fase d'attacco con questo calcio d'angolo che andrà a battere il numero 11 Ajoub Bonafà, marocchino. La battuta secondo palo e poi c'è il fischio del direttore di gara per un fallo. Due parole con i difensori centrali del Vigasio che forse avevano segnalato al direttore di gara l'infrazione. Si riparte da Mattia Maragna, dal compare, la palletta per questo stop a seguire di petto di De Martin e calcio di punizione. Lavagnoli, anzi chiedo scusa, Speri sul pallone, taglia Vacche, Lavagnoli parte centrale, parla per Antenucci e fallo su Andrea Antenucci, calcio di punizione di Vigasio da una ventina di metri abbondanti rispetto alla porta di Gottin, Gianluca Gottin. Da lì tirare credo che sia piuttosto complicato, si cercherà una palletta al limite dell'area, da quella posizione insomma bisogna caricare molto, sulla palla ci va con decisione Alberto Fiumicetti, se la posiziona con tutti i crismi del caso, misura anche il calcio, ma io credo che da questa posizione sì, tutto è possibile, insomma, però mi pare piuttosto complicato, barriera nemmeno troppo folta per quanto riguarda il Bassano. Tutto è pronto, Antenucci al limite dell'area con De Martin accanto a lui, recupera posizione anche Guccione, tutti i giocatori del Bassano dietro la palla, non è rimasto nessuno davanti a proteggere questo pareggio importante. Fiumicetti sulla barriera, occasione sprecata per il Vigasio, Tagliavacche che come aveva suggerito Walter adesso rimane costantemente davanti ai difensori. Rossignoli prova il destro, Rossignoli, c'è deviazione e c'è calcio d'angolo Vigasio. Era una buona opportunità questa cosa. Non era il suo piede, non è il suo piede il destro, ci ha provato lo stesso Rossignoli, Alessandro Rossignoli. Si è liberato molto bene comunque. Peccato.
quarto di gioco, Rossignoli ci prova con coraggio, deviazione, calcio d'angolo, Tagliavacche alla battuta di questo calcio d'angolo, alza il braccio destro e schema, tanto movimento in area di rigore, Peotta più in alto di tutti, Lavagnoli con grande intelligenza, ancora su Tagliavacche che sta recuperando la posizione, rimette in mezzo, Gritti, bella questa palla, questa era una palla per Andrea Antenucci, non per De Martin, secondo me l'ha battezzata Fiumicetti per Antenucci sul secondo palo, perché se Andrea ci avesse creduto ci sarebbe arrivato. Questa è la mia impressione. Era a metà strada tra i due, un po'... doveva leggerla prima, ma non era facile. Certo. Bonafà, Rossignoli comincia a prendere le misure al marocchino, la palletta per Galliano Venturini, Lavagnoli e poi il tentativo di scatto di Antenucci. Uno il parziale, quasi 6, anzi adesso 6 di questo secondo tempo. È già pronto un cambio per il Bassano, pronto il cambio Bassano, esce il numero 4 al suo posto, leva questo, un favore. ed entra il numero 17, quindi esce Filippo Carraro, centrale del centrocampo, ed entra Mattia Falchetto. Beh, insomma, Mattia Falchetto lo conosciamo, certo. Ex giocatore del Legnago e Caldiero, nella sua esperienza ormai abbastanza l'isola della Scala, tra l'altro Mattia Falchetto, quindi è un isolano. Legnago 5 anni in Serie D si trasferisce a Caldiero. All'inizio dell'attuale stagione la scelta di Castelbaldo Masi, dal quale Castelbaldo Masi se ne sono tutti iti, come direbbero a Roma, andati via dopo che il patron ha deciso di tentare la scalata del Rovigo Calcio. Anche Lavagnoli era là, in quel di Castelbaldo, e poi insomma visto e considerato che il presidente ha dichiarato ufficialmente di non volerne più sapere, sono dei presidenti che hanno troppa fretta comunque, perché insomma scalare le classifiche o le categorie può essere fortunato di farlo subito, ma ci vuole sempre un attimino di tempo. Io posso solo aggiungere che la pazienza dei saggi e la palla per Antenucci per il gioco. La palletta di Lavagnoli per Antenucci, è chiamato fuori gioco Andrea Antenucci al limite dell'area di rigore. Vediamo che partita riusciamo a leggere adesso. Guccione su di lui, questo è un intervento falloso, infatti chiamato fallo di Fiumicetti, che peraltro ha, secondo me, non so Walter, ma secondo me ha ancora dato dimostrazione di essere un giocatore a cui forse manca ancora un po' di regolarità, di costanza, ma che ha i numeri per essere molto. Anche a me, perché ha quelle giocate improvvise che ti lasciano basito, la difesa soprattutto avversaria, soprattutto non tanto i sottoscritti, ma la difesa avversaria. Antenucci recupera questo pallone, lo lascia andare ed è rimessa da fondo. Non riesce a tenerlo in campo, questo pallone è rimesso da fondo. Comunque, se tu fai caso, sui lanci lunghi la chiave di lettura dei difensori è sempre un attimino in ritardo e dobbiamo approfittarne, sperando di non essere fuori gioco, di stare lì sulle linee. In panchina del Vigasio tutta in riscaldamento. Io ricordo che il Vigasio ha in panchina fior di giocatori che possono davanti dare una mano. C'è per esempio Emilio Brunazzi con il 18, Marco Pedrone 19 e Marco Retto con il numero 20, giocatori che all'occorrenza sono titolari in qualunque altra squadra di eccellenza. Mi viene in mente la capolista attuale San Martino. Se avesse Marco Roveretto sarebbe... Ma io ti dico cosa farei, visto che loro sono deboli sugli esterni, metterei Roveretto che ha quello spunto. Roveretto a fare l'esterno. Esatto. Uno contro uno. Io ho quasi l'impressione che Alberto ti abbia ascoltato, perché mentre tu parlavi ha avuto un gesto come dire sento cosa ha detto Walter Bucci là in sala di commento. E penso che Rossignoli non riesce a tenere in campo questo pallone, peccato. Succede. La rimessa laterale davanti a noi è proprio di Galliano Venturini, veloce e fugace presenza a Vigasio, ma a me è un giocatore che piace molto, molto elegante. Equizzi a sinistra, Peotta di testa ancora Equizzi,
sui piedi di Fiumicetti che controlla il pallone, lo protegge. Alessandro Speri apri il gioco di qua. per esempio su Alberto Fiumicetti, il discorso che facevamo fuori microfono prima Walter, io se fossi Ligasio ragionerei già adesso per dire Per confermare, certo se signori, se dipendesse da me lo farei. indipendentemente dal risultato di Sì, questo sì, campionato, sì, certo. da tutto è un giocatore che offre garanzie di qualità Certo. superiore alla media. Sono d'accordo. Sì. Un altro giocatore che cercherei di tenere a tutti i costi, Rossignoli, attenzione, Bunafà, poi c'è Tagliavacche che recupera. Non è che uno si deve svegliare, è proprio l'altro il più forte di lui. Sì. Non c'è da fare. Sì. Possiamo dire che il ragazzino Rossignoli sta facendo tutto il quello che massimo, può fare, massimo, vero? Per però tenere... l'altro è bravo. L'altro è molto bravo, certamente. Nello stretto poi ha delle qualità, eccolo lì, se ne va. Lavagnoli sa cosa vuol dire. La palla è in campo, quella di Lavagnoli, Antenucci, tenuto per la maglietta, riparte il Vigasio, De Martin, Equizzi, sbaglia tutto Equizzi, Antenucci, palla vagante buona per Antenucci, attenzione, vedete la situazione di rigore, si accentra Antenucci, cade a terra Antenucci, calcio di punizione. Questo è un fallo netto, no? Non capisco di cosa vogliamo discutere, non capisco di cosa voglia discutere. Qualche cambio, un uomo fresco in questo momento sarebbe fatto. Ci vorrebbe. Allora io segno che a Walter piacerebbe un roveretto esterno. Perché loro sono deboli sugli esterni. Loro sono deboli sugli esterni, questo l'abbiamo passetto rapido. abbiamo verificato. C'è un cambio quasi pronto, ma non è roveretto. Dovrebbe essere Marco Pedroni il primo a entrare, forse per De Martin che non ha nelle gambe i 90 minuti. Ipotizzo io la soluzione. De Martin che è entrato in questo secondo tempo con, secondo me, le gambe un pochino stanchine. Ha dato molto nel primo. Ripeto, mi piace molto perché è un giocatore che sa subire il fallo, non cadere a terra, casciarsi, urlare come un indiavolato, ma sa tenere palla, subire fallo e appoggiare al compagno vicino. Antenucci e Tagliavacche per questo calcio di punizione con una doppia difesa, col coccodrillo anche dietro la difesa. Ma sono un po' patetiche queste cose qua, comunque insomma io le racconto. Antenucci e la parata sicura di Gottin, però bravo Andrea che a giro di barriera ha provato. Mi piace molto quando i dilettanti imitano i professionisti, questa barriera collocata in questa maniera, Walter. Io credo che veramente, attenzione, bravo Rossignoli. Qui Rossignoli ha difeso da giocatore esperto, perché un altro avrebbe forse difeso meglio plasticamente, ma dando magari il pallone Bunafà. Lui ha detto intanto lui non deve prendere, quindi rimessa laterale, palla in rimessa laterale. Attenzione, palla in mezzo dal compare ed è calcio d'angolo. Bassano, che non ha nessuna intenzione di mollare ovviamente, anzi tutt'altro. Anche un uomo fresco al centrocampo in questo momento. Sì, io Tagliavacche, qualche metro lo stiamo perdendo. Io Tagliavacche darei un po' di cambio a Tagliavacche, francamente. Non so in che condizioni sia Miotto, ma anche se Miotto fosse quello che sta entrando forse è Miotto, attenzione. Se Miotto fosse in condizioni, un Miotto per Tagliavacche sarebbe la soluzione ideale per quest'ultima mezz'ora, anche perché ci darebbe molta dinamicità. Terrei arretrato, calcio d'angolo intanto del Bassano, ancora di testa Giovanni Guccione, la parata di Mattia Maragna, perché Miotto darebbe dinamismo, permetterebbe a Luca Lavagnoli di restare più nella posizione di player, basta esterno in velocità, più player, ma Lavagnoli player mi piace molto, no? È un giocatore che sa col pallone fare quello che vuole. Falchetto intanto, bravo Rossignoli ancora, guarda il pallone, ci ha fatto impazzire Bunafà, Sì. Falchetto, Bunafà, e loro sanno, e i ragazzi del Bassano sanno, area di rigore, fuori gioco, mamma mia, Peotta, 2 passi da
Mattia Maragna. I ragazzi del Pesaro sanno che palla Bunafà, palla in cassaforte, palla in pericolo per il Vigaggio, quindi lo stanno cercando all'inizio della partita con un'intensità quasi come fosse una bellissima donna. Certo. Ha messo la frusta alla grande. Cambio intanto nel Vigasio, esce Fiumicetti, e mi dispiace, è stanco sicuramente però mi dispiace, ed esce anche inevitabile, abbiamo detto, De Martini. Lì ci sta. De Martini e Fiumicetti. Vedi, sta cambiando la marcatura qua allora. Sta cambiando la e qui allora giochiamo con Tosi. Se miglioriamo su questo inneschiamo un attimino proprio. Adesso vediamo come ed esce anche Alessandro Speri e credo che questo che è entrato dovrebbe essere appunto Marco Roveretto. Vediamo. Speri io non l'avrei mica davanti. Nemmeno io, ma nemmeno Fiumicetti francamente. Ed è proprio Marco Roveretto che è entrato. Allora Rossignoli, intanto Tosi secondo me non si prende Bunafà, perché per quanto possiamo voler bene a Tosi, io credo che Bunafà sarà oggetto di attenzione dei due centrali, di Gritti. A questo punto, vista la difficoltà fisica di Bunafà, io credo che Tosi farà una marcatura, diciamo, di primo impatto per poi lasciare il posto ai due centrali. Rossignoli fa il quarto di centrocampo, mettiamo ordine, e Roveretto fa praticamente trequartista. Secondo me non ti ha ascoltato Alberto Facci, perché loro sono, diciamo, più vulnerabili sugli esterni. Io avrei messo Roveretto sugli esterni, ma assolutamente, per carità, esprimo la mia opinione. Assolutamente. Li vedevo tanto i più deboli, insomma, rispetto a la buona uscita intanto di Marini. 1-1, 17 di gioco del secondo tempo. Pescaro e Gritti nella prima frazione di gioco. Questo è un brutto fallo. Lascia il vantaggio. Lo riprende dopo forse. E Giovanni Guccione prova ancora una volta il destro della domenica. Ma io direi che ancora più di qualità Fiumicetti, anche se ne aveva poca. Era evidente che ne avesse poca De Martini. Io De Martino Tagliavacche, Antenucci, fuori gioco. Roveretto esterno, lì. Roveretto dietro le due punte, così probabilmente dice poco. Messo per esempio davanti a Galliano Venturini o a Micheloni, che è già ammonito, potrebbe fare danni. Certo. Ma in questa posizione francamente è entrato intanto anche Emilio Brunazzi. Antenucci, Brunazzi prolunga il pallone e ci va alla caccia dello stesso Equizzi, taglia Vacche, recupera questo pallone, Luca a destra per Rossignoli controlla molto bene questo pallone, ne supera 3 addirittura, si accentra, sinistro, col destro invece per Lavagnoli, che adesso fa il centrale. Attenzione a questa palla troppo lunga purtroppo per Alessandro Tosi. Io credo che adesso sia venuto veramente il momento. Comunque Roveretto deve giocare, sono concorde al 110% con quello che dice soprattutto Walter Bucci. Roveretto da lontano, la deviazione, pallone innocuo dalle parti di Coutinho. Stefano, perché hanno dimostrato sugli esterni loro di essere deboli. Perché lui col suo passetto rapido riesce proprio veramente a creare dei problemi. Lì lo vedo un po'. Brutta palla di Galliano Venturini per Bunafà, che lo guarda storto, poi si deve arrendere. Rubata in velocità la palla a Tagliavacche, preso in mezzo Giovanni Guccione a destra, Bunafà, Tosi e palla rimessa laterale, sale Galliano Venturini, ma i cambi non sono finiti ovviamente. Ne abbiamo ancora
a disposizione anche il Bassano. Bunafà, sempre lui, Roveretto in ripiegamento difensivo, riparte Bigasio, Marini supera un avversario, porta via il pallone, poi lo recupera Emilio Brunazzi, o cerca di recuperare Brunazzi, aveva cercato di recuperare Roveretto, la palla torna tra i piedi dei giallorossi del Bassano, ancora su Galliano Venturini, la palla bassa per Bunafà, fallo di Tagliavacca, calcio di punizione Bassano. Ma non lo so. Intanto risultati e aggiornamenti: Montecchio 3-0 sul San Martino, il Valgatara vince 1-0 a Villafranca e l'Arcella vince 1-0 a Camisano. Con questi risultati l'Arcella comincia a volare. Valgatara, che lo ricordiamo in settimana ha provveduto al ricorso per i tamponi leggeri. Non lo sapevo questo. No, io l'ho saputo, ma non te ne volevo parlare per non intristirti, però insomma vediamo che effetti darà il ricorso. La protesta è perché Valgatara e altre società, Bigasio comprese, spendono X cifra per determinati tipi di tamponi, siamo completi, mentre altre società si sono aperti la strada verso un tipo di tampone più economico. Ecco. Però su questo ricorso ci sarebbe qualcosa da dire, insomma, perché è una questione che riguarda la salute, ecco, piuttosto che il gioco in campo. Ecco, non lo so, la prima cosa istintiva che mi è venuta da dire, sì, vabbè, discutiamone anche, non so, diamo anche una multa, ma per una questione medica, non sportiva, vero? Non scherziamo su queste cose. Tagliavacchi a destra, Marini, la palla per Brunazzi che era in fuorigioco, l'ho visto anch'io, Sì. l'ha visto anche Walter, era in fuorigioco, stava rientrando. Poi lo stop di petto ha dato l'impressione della posizione regolare di Brunazzi. Riparte ancora il Bassano, che, come Walter sostiene dall'inizio della partita, deficita nei suoi esterni. Da quella parte Micheloni ha controllato male la palla, lì un Roveretto pimpante poteva fare un piccolo danno. Brunazzi non ci arriva di testa, palla vagante, pericolosa, tre quarti campo Bassano, la recuperiamo, la palla è buona, è calcio di rigore, questo è calcio di rigore del Rosso, questo, atterrato Emilio Brunazzi su questa palletta innocente di Tosi, una bella palletta di rigore. Emilio Brunazzi si è avventato con la furia di una faina appena vede il topo zoppicante ed è stato falciato in area di rigore, calcio di rigore tutta la vita. Vediamo l'espulso, non vorrei fosse Falchetto, che era appena entrato. Vediamo chi è l'espulso. Io ho il sospetto che sia proprio Falchetto, vediamo. Il giocatore con il rosso, no, Equizzi espulso, fuori Equizzi, 23 di gioco, calcio di rigore di Gasio e Equizzi fuori per questo fallo, insomma, che meritava una severa reprimenda. Senti Gigi Pagolini come parlo bene, una severa reprimenda, ed è calcio di rigore. Adesso ragazzi non scherziamo, calcio di rigore, minuto 23, sulla palla Andrea Antenucci, 1-1 il risultato. Palla che può cambiare le sorti della partita e anche del campionato, visti i risultati fin qui della quarta giornata. Tutto è pronto, direttore di gara. Il signor Duccio Mancini di Pistoia fischia, parte Andrea Antenucci, Gottin è pronto, Antenucci sul dischetto, Antenucci! Ed è il gol del 2-1, Andrea Antenucci, Bigasio 2, Bassano 1, gol di Andrea Antenucci su calcio di rigore. Respiro di sollievo per questo calcio di rigore battuto molto Walter Bailey. Palla nell'angolino. Adesso possiamo sbagliare solo lui, perché la partita si è ancora proteste da parte di Peotta per questa espulsione, discussioni, e ci può stare sicuramente che il Bassano sia molto irritato, però
con un giocatore Era palla sul avanti piede, e pronto a adesso tirare, ho visto la e dinamica anche, perfetta. anche se la dinamica non fosse quella di uno sgambetto, ma qualunque cosa possa essere. Intanto esce l'autore esce Davide Xamin ed entra Milos Nikolic, entra un difensore per un centrocampista. Evidentemente non si poteva fare diversamente per il Montecchio. Vedi, per dirti la mentalità, io avrei messo ancora una punta. Adesso per perso, cosa vai in cerca di mettere un difensore? Tu sei stato Gioco a tre dietro. tu sei stato Walter e continui ad essere un allenatore rivoluzionario. Sei piuttosto aperto. il Che Guevara degli allenatori. Piuttosto preferisco perdere. Lo so, però sei il Che Guevara dell'allenatore che dice: attenzione, Rossignoli ruba palla, adesso cominciamo ad accelerare. Rossignoli, bella questa paletta dell'esterno destro in area di rigore, a metà strada tra Roveretto e Antenucci, non la piglia nessuno dei due, però Emilio Gronazzi è sempre lì. Fammi dire questo Walter, Emilio Gronazzi è sempre lì. Qualcuno dice, non lo so, in Serie D non stava bene e non era la sua categoria. Qualcuno dice, non lo so, ha un gioco un po' Io dico che quando un attaccante è dove deve essere, nel punto dove deve essere, per me l'attaccante ha fatto il suo dovere. Posso dire una cosa, anche che Roveretto non sta trovando la posizione. Sì, perché è una posizione assolutamente. Perché non è il ruolo suo questo qua, poi per carità. Fossi un allenatore direi che Roveretto in questo momento è la punta più lontana del rombo di centrocampo. Sì, però non ce ne facciamo di nulla, dici, di un Roveretto così dietro la punta. Io sugli esterni... Attenzione ancora Brunazzi, che capisce tutta questa spizzicata di Antenucci. Lavagnoli controlla bene questo pallone, perché rimane ancora Vigasio. Qui non c'è fallo, dice il direttore di gara su questa entrata. Bassano, ripartono da Bassano, Giovanni Guccione. Attenzione, perché la notizia al minuto 26 è abbastanza clamorosa. Ayoub Bunafà si è spento. Mai più attenzione, qui c'è fallo e c'è anche giallo, Gritti, 26 di gioco, trattenuto Giovanni Guccione. Matteo Gritti si picchia il giallo sul muso da parte del direttore di gara. Assolutamente giusto, nulla da dire. Ma la notizia è che Ayoub Bunafà è praticamente scomparso dal campo, ha rifiatato. Aspetta a dirlo. No, classe 95, non è un vecchietto, batte il calcio di punizione, però da quando è uscito, da quando Rossignoli ha cambiato di posizione, certo, e al suo posto è arrivato il fresco Tosi, adesso Bunafà gira al largo dall'area di rigore per il momento. Poi insomma io guardo il bicchiere vuoto, è pieno, Walter, non fammi guardare il bicchiere vuoto, insomma, siamo ottimisti. Bunafà, la scodella in mezzo, di testa, ci va molto bene, Matteo Gritti, poi la palla è persa perché non riusciamo a riorganizzare un contropiede degno. Andrea Antenucci recupera la posizione, Roveretto alla caccia del pallone. Una cosa che mi sorprende del Bassano è che sulle palline vanno tutti dentro, nessuno sulle seconde palle. È la terza volta che respingono il pallone fuori dall'area. È pericolosissimo. Falchetto, due su di lui, fallo di Tosi su Bunafà che fa assaggiare al marocchino i tacchetti. Ancora, ed è ancora fallo. Questa volta sì che l'ha fatto assaggiare. In questo caso direi sì, bravo Walter, non mi hai tolto parole di bocca. Io un giallo l'avrei dato, la palla non è regolare perché deve fischiare il direttore di gara, però un giallettino l'avrei dato, un giallettino. Meritava Tosi il giallettino. Ci stava, Meglio così, certo, per il Vigasio assolutamente sì, però avevi fatto fallo prima, lo rifai subito e della stessa gravità. Mi piace la grinta come è entrato così. E soprattutto sempre molto attento. Su un giocatore così devi giocare in questa maniera. Antenucci grande partita fino adesso. Antenucci ha tenuto in campo lui il Vigasio, insomma, su tante palle, anche le palle quelle perse, quelle che sembrano perse, quelle che sembrano... Sicuramente il migliore in assoluto. Sono d'accordo.
intanto vediamo, direttore di gara si accerta, tutto a posto, sì, si può ricominciare. Falchetto, che non deve essere al meglio della condizione perché uno come lui in panchina non lo vedo proprio. La palla su Mattia Maragna direttamente. No, penso come te, ecco, difatti ero sorpreso perché Sì, era in panchina. c'è qualcosa che non va, Evidentemente perché non sta bene, o non sta bene, è in stato di certo. condizione, diciamo quello che vogliamo, ma Certo. Mattia Falchetto Certo. in panchina, insomma, Un giocatore- non è un'eresia. un giocatore da portare qua, Ah, ecco, certo, me lo sottovoce me l'ha detto Walter, ma quelli che dovevano sentire hanno sentito. se sta bene, dai, se sta bene. Peotta, fallo su Marini e da che è buono, la palla è buona, la palla è buona su questo fallo su Marini che è veramente un fallo brutto, sul piede di Marini. Antenucci, altra pallettina vagante lì, palla vagante, Antenucci non ce la fa a superare l'avversario, poi recupera ancora Falchetto. Penso era anche da munizione. Il fallo su Marini è un fallo da munizione, vedete che sta male Riccardo perché ha preso un calcione sulla caviglia. Calcione sulla caviglia, io non so se il direttore di gara, non so se ne sia accorto. Mezz'ora di gioco, fallo su Riccardo Marini. Sì. Il direttore di gara ha pericolosamente per il Vigasio lasciato correre, l'azione è proseguita con il Bassano in possesso di palla, ma non ha sanzionato nemmeno l'autore del fallo su Marini, il quale non sta a terra, e ve lo posso assicurare così semplicemente per una piccola scenetta, ma sta a terra perché ha preso un calcione sulla caviglia e si è chiaramente visto. Sono quei ritardi di una frazione di secondo che anziché far prendere l'avversario il pallone fanno prendere il piede, e non è un bellissimo vivere. Ecco quante Nucci gli tireranno l'orecchie perché c'era Brunazzi in sovrapposizione, gliela poteva dare e lui cercare un 1-2 Certo. era sul centro della porta. Ma Ha cercato di saltare l'uomo e passò. Esatto, Andrea ha detto uso poco della mia potenza perché lo supero e ho già la porta spalancata davanti, no? Cioè, lui ha detto, è facile, no? Supero l'avversario e ho porta libera davanti. Non sempre va così. Però per un attaccante deve pensare a queste cose. Sì, ma per carità. Io sono qua tranquillo, vedo la partita. Guai se non pensasse una cosa del genere un attaccante. Quando giocavo io dicevo all'allenatore che serve un pallone per me, adesso dovrei stare zitto sotto quell'aspetto. La palla che viene consegnata al direttore di gara tra i piedi dei giocatori del Bassano, che ricomincia a giocare tra 2:26 di questo secondo tempo, ancora 2-1 per il nostro Vigasio. Il gol di Andrea Antenucci su rigore fa il paio con quello di Matteo Gritti, 22esimo del primo tempo, che andava a pareggiare decisione del guardialine sotto la nostra postazione, che ha alzato la bandierina, sembrava uno sbandieratore di Pisa, e alla fine insomma ha dato il calcio d'angolo, la messa laterale al Bassano. Attenzione Bunafà che ha servito a destra, Guccione carica attenzione di Bassano in area di rigore, non c'è assolutamente nulla, si è appoggiato il giocatore attenzione, palla buona per Emilio Brunazzi che ci arriva, c'è Roveretto e la sua velocità, Roveretto in velocità, limita la storia dell'area di rigore, Roveretto contro la difesa del Bassano, Roveretto che mette in mezzo questa bella palla, però cieco, non ha visto, ha solo sentito Antenucci in area, purtroppo non ha avuto il tempo di guardare. Però hai visto da quella parte? Certo, da quella parte ha fatto un danno Marco Roveretto. Ha buttato una palla a casaccio. Sì, non ha avuto il tempo di guardare perché era pressato. Un altro cambio dovrebbe essere Marco Pedroni. Bella palla, la palla è buona per il tentativo di Antenucci che non trova la via del gol. La palla è buona di Antenucci che non trova la via del gol. Proteste ancora bassanesi intanto. Riparte il gioco, ma l'arbitro deve contenere le proteste dei bassanesi che protestavano per questa posizione forse irregolare di Antenucci. Il direttore di gara ha detto va tutto bene, si può continuare a giocare. Andrea, che ha corso come un matto fino a questo momento, non ce l'ha fatta a chiudere dopo aver superato anche il portiere. Peccato davvero, 34 di gioco. Bella occasione per il Vigasio sul 2-1. Ancora Antenucci. Bassano
di protesta veemente contro il direttore di gara. Duccio Mancini della sezione di Pistoia, da cui Gigi Pagonini lo sa molto bene, viene quel Cino da Pistoia, autore stinnovista. Antenucci intanto ruba palla alla difesa del Bassano, la tiene, subisce fallo. Beh, insomma, subisce fallo è una parola grossa, diciamo che ha cercato il fallo. Subisce fallo è una parola un po' grossa, se permettimi. Non so se anche tu utilizzavi questi. Intanto c'è Rossignoli che commette fallo su Peotta. No, non era fallo. Non era fallo, dai. Ha cercato il fallo, l'ha cercato, l'ha provato. Bonafà scambia ancora con Peotta. Guccione. La palla per Stefan Miloradovic ed è calcio d'angolo. È entrato anche il bomber Miloradovic, il serbo Miloradovic. Molti gol nelle sue esperienze calcistiche. Cornedo, 26 partite, 8 reti, 24 partite e 13 reti, 21 partite e 12 reti sempre nel... Vedi, il suo palle nativo fanno un mucchio e non c'è mai nessuno sulle seconde palle. Seconde palle, spieghiamolo per le signore e signorine che sono appunto in ascolto. Dovrebbe prenderla e ribattere la rete. Secondo palo, Mattia Maragna, sicuro Mattia. Bravissimo. Dovesse uscire una palla spizzicata dal rigore, la seconda palla è ideale. Brunazzi si è allungato di un niente il pallone ed è stato fermato. Emilio Brunazzi ha provato la corsa in tutte le maniere, ha provato ad allungarsi anche col fisico, ma non ce l'ha fatta Emilio. Ancora cambio Nevigasio questa volta, e il sacrificato potrebbe essere Andrea Antenucci, secondo me, perché adesso è davvero stanco Andrea. Vediamo cosa sceglie vediamo chi è intanto. No, esce Luca Lavagnoli ed entra finalmente, alleluia, Alessandro Miotto, alleluia. Così lo vedo perché non lo meno male. Nando Miotto è un giocatore che dà tanta quantità in mezzo al campo, è in questo momento serve. È un incontrista tra i più sopraffini della categoria e anche oltre, perché la sua esperienza viene dalla Serie D del Chions. E questo è un giocatore che in mezzo al campo ruba palloni in questo momento anche in chiesa. Serve un giocatore proprio così, con queste caratteristiche. L'ideale centrocampo, diciamo, al di là dei fuori quota, al di là delle scelte di mister Alberto Facci, potrebbe essere Tagliavacche e Miotto, perché l'uno ordina, completa l'altro, e l'altro ruba, certo, e va a recuperare palloni. Però è dall'inizio che non riusciamo a vedere Miotto in campo, perché ha avuto un problema al piede, un problema davvero, lui mi ha detto addirittura incredibile, ma non ce l'ho fatta. Prova adesso Miotto la solita offensiva, viene fermato la difesa del Bassano, 38-03. Un buon passo, dico. Assolutamente un buon passo, una buona corsa, ma il meglio lo dà quando si trova appunto a tu per tu con l'avversario, quando deve fare il guerriero, insomma, deve ringhiare. Brunazzi trova sempre il pallone. Brunazzi, palla per Antenucci, anticipato dalla difesa del Bassano. Comunque ragazzi, qua gli ha preso le misure di sì. Alessandro Tosi. Scelta di tempo sempre giusta, gli leva tempo e spazio, non ha mai tempo. Però se dovessi prendere palla e girarsi. Però spendiamo una parola per Rossignoli. Rossignoli ha giocato col Bonafà fresco dei primi 50 minuti. Ha dato il massimo, quello che poteva fare. Anche il Bonafà di questo secondo tempo è l'ombra di se stesso, insomma. No, attenzione, la palla per Brunazzi. Che bella, sì. Petrarca diceva, Gigi Pagorin, quando era al Trom da quel chi sono, no? Voi che ascoltate in sparse questo mio suono, dice, ricordatevi che vi sto raccontando la storia mia, ma di quando non... Entra un altro cambio nel Digasio. Bertoldi. Michelangelo Bertoldi, sì, credo
Vediamo, credo il centrocampo. No, finalmente Antenucci, no, Andrea ha dato, è stanco, morto. Walter Bucci l'ha battezzato migliore in campo. Io dico che anche come personalità ha dato il contributo oggi che tutti si aspettano da lui. solo davanti. Assolutamente. E adesso Alberto Facci giustamente prende la copertina di Pile e la allunga anche laddove forse non c'è così tanto freddo, ma insomma giusto per capire che siamo al 40esimo, certo, e che occorre giocare anche a 5 dietro e nessuno si deve vergognare per questo, anzi. Matteo Britti puntuale su Bonafà. Vedi che allora Tosi fa quella marcatura, diciamo, qui è uscito, fa quella marcatura diciamo di rito, però poi adesso i centrali vanno a chiudere in seconda battuta, eventualmente Bonafà avesse ancora delle energie. Spunto un commento di Conte che ha detto: ho provato ad attaccare alto, ho visto che non funzionava e mi sono passato, che è stata la svolta dall'Inter. Questo cambio di Alberto Facci è un po' alla Trappattoni, ecco, un po' alla Berzotta, ecco. Però sai, siccome Trappattoni e Berzotta hanno leggermente stravinto nelle loro carriere, insomma, io insisterei se potessi, ecco. Tu ti ricordi benissimo che nella finale tedesca, anzi spagnola, contro la Germania, Berzotta mise palla buona, mise, e ti ricordi benissimo Giuseppe Bergomi, quinto difensore, marcatura a uomo su Karl-Heinz Rummenigge. Non c'erano dubbi su questo, ecco, no? Non c'erano dubbi, e ha detto: mi raccomando, se vai in bagno seguilo. Marco Roveretto, bravo Marco. Roveretto, palla per Tosi, una cosa deve fare, palla in mezzo, bravo, calcio d'angolo. Una cosa deve fare Tosi, palla in mezzo, calcio d'angolo, bravo. Nazionale under 21 della San Marino. Chi va a battere questo calcio d'angolo? Credo Tagliavacche, sì, però con un po' di calma. State lì, mai è finita, stai lì. Cazzo, 42 dai. Abbiamo 2 marcature preventive, perciò credo non vorremmo correre per beh, non c'è bisogno, insomma. È meglio non rischiare. Non c'è bisogno di rischiare. 2 minuti e mezzo. Chi può far danni in mezzo all'area c'è, quindi c'è Brunazzi, c'è Dal Compare, palla in mezzo, Tagliavacche, salta bene Dal Compare ma non trova palla, la trova Rossignoli che prova a riattaccare, e qui c'è fallo di Rossignoli, e poi c'è una reazione, secondo me, la reazione del giocatore del Bassano. Rossignoli ha commesso un fallo a Rossignoli, ma Rossignoli non ha fatto niente di grave, ma il giocatore del Bassano ha reagito. Ma Rossignoli è giallo. Ma certamente Rossignoli ha fatto un fallo assolutamente normale, secondo me, senza nessun problema. Il fallo grave è il fallo dell'avversario, il giocatore del Bassano da lontano, ecco. Vediamo cosa decide il direttore di gara. Arbitro, svegliati! Rossignoli? Scarso! Ma cazzate! Scarso! No, non credo, no, non è espulso, credo ammonito. Meritava di più. La reazione, secondo me, assolutamente. Giallo ci stava su di lui. 43-16. 2-1 Vigasio. Un richiamo, direi, poco più, insomma, vediamo cosa succede. Cosa succede? Ha espulso qualcuno dei nostri, della panchina. Ha espulso Nicola Franchini. Ha detto qualcosa. State calmi, la portiamo a casa. È espulso Nicola Franchini. E non si capisce perché. Ancora discussioni. Ho sentito qualcosa, ma Rigolini l'ho sentito. L'abbiamo riportato. Da qua Tosi sta lì! Bassano che cerca con le ultime azioni offensive di creare problemi alla difesa del Vigasio, in questo caso la palla finisce in fallo laterale. Fuori misure. Ha chiamato il tempo, no? No, 44-21, tra poco chiamerà anche il tempo, direttore di gara, e credo non meno di 4 minuti di recupero ci vadano tutti.
con le mani Riccardo Marini, ci prova il Bassano fino all'ultimo. Ancora Guccione e ancora questa reazione, la reazione del giocatore del Bassano. Anche non c'era motivo. Sì, una reazione assolutamente credo pasinato. Io però mi scuso ancora una volta, ma i numeri davvero sono improponibili delle maglie giallo-rosse. Sono curioso del tempo, ma non lo vedo. Il giocatore che sta rinculando è proprio lui, credo il numero 14, però siamo più precisi tra poco. Quando passerà dalle nostre parti, se passerà da queste parti, perché non abbiamo altri mezzi che non la nostra vista. Mattia Maragna, che è il numero 14, confermato. Brunazzi non ci arriva, Taccalo ancora. però combatte, fallo di mano di Brunazzi che si alza per impedire. Palla adesso lunga, ovviamente, Bravo. per Guccione e Miloradovic a cercare l'ultimo guizzo che potrebbe dare. Bravo Riccardo Marini che si becca il giallo per aver cacciato il pallone lontano. Sì. 46 di gioco. Riccardo Marini pallone lontano, insomma, gli è venuta la tentazione, dai Riccardo, di buttarla via. Io non ho ancora visto. Non vedo la tabella perché il tabelliere era proprio Nicola Franchini. E adesso dobbiamo inventarci il recupero. Angolo del Bassano. 46-40, angolo Bassano. Io credo, ripeto, contiamo fino al 49esimo perché meno di 4 non ne dà. Meno di 4 non ne dà il direttore di gara. Tanti cambi. Guardiamo la palla, non solo l'avversario. Ancora calcio d'angolo Bassano, Mucchio in area, spaziamo via. Madonna. Mamma mia. Tosi credo ha rischiato, credo Tosi Mi sembra di sì. credo Tosi o Miotto, i due codini hanno rischiato davvero di creare un problema a Mattia Maragna che si è visto arrivare ancora a calcio d'angolo. Mamma mia, come una calciatura. Ancora Mattia Maragna di testa, di pugno, a cacciare via la palla più lontano possibile. La recupera Guccione. Poi è Venturini che prova a giocare di esterno, la palla scivola sul fondo. 47-40, siamo al limite dei 3 di recupero, ma credo che, ripeto, prima dei 4 il direttore di gara non fischierà. Marini lunga, combatte Brunazzi, combatte anche Tagliavacche, subisce un colpo Tagliavacche, ma il direttore di gara chiede l'intervento della panchina e ovviamente recupererà ancora un po' di tempo. 48-0-10 adesso, 3-10. Alberto Facci molto nervoso ovviamente perché deve, diciamo, gestire questi pochi secondi che mancano alla fine. Il vantaggio 2-1. Volevo dire che calciano molto bene gli angoli loro, tutti molto tesi al centro dell'area, fai fatica a anticipare molte volte. Sì, è vero, veramente i calci d'angolo. Mi sa che abbiamo fatto tutti i cambi. Tagliavacche deve uscire? Penso di sì, perché adesso io vedo che non si muove nessuno. Facciamo brevemente un conto. Miotto, Brunazzi, Roveretto, me ne tornano 4 su 5, può essere. Chiedo scusa, anche Bertoldi 5, fine. Vediamo altri cambi. Mamma mia, sì. Buona fa la punizione, area di rigore con la nuca Falchetto, credo. Ancora Bassano, Galliano Venturini, rientra Tagliavacche in qualche maniera. Michelangelo Bertoldi senza complimenti, il tempo scorre 49-22. Miotto la caccia del pallone, Bunafà a mettere ancora in mezzo, Bunafà, bravo Matteo Gritti a cacciare via questo pallone.
Bravo Matteo, preciso, deciso. Piano. Bunafà, Venturini, Miotto a ruba palla, è il migliore di tutti, palla in rimessa laterale e si gioca ancora, 49-46, 5 di recupero, allora vediamo se recupererà ancora rispetto al recupero assegnato nella sua mente, perché non abbiamo visto nulla ovviamente noi. Bonafà e buona attenzione, Bonafà, attenzione, alta sopra la traversa, traversone di Bonafà e poi sul secondo palo colpo di testa Bassano alto sopra la traversa. Abbiamo rischiato minuto 50 del secondo tempo con questo colpo di testa pericolosissimo. Occasione gol del Bassano del 2-2. La partita da dentro o fuori si sta decidendo per il nostro Vigasio, ma è veramente una sofferenza, perché in questo caso davvero si è rischiato moltissimo. Del resto c'è un avversario in campo che gioca la sua partita, prova 50-39. Vediamo il direttore di gara, al quale non vedo il fischietto. Sì, è finita. Il Vigasio batte 2-1 il Bassano. Al secondo di gioco il gol che ammazzerebbe un toro, Pescaro, che riesce a portare in vantaggio con un colpo di testa sotto la traversa, battendo Mattia Maragna appunto, e portando in vantaggio il Bassano. Il pareggio al minuto 22 di Matteo Gritti, un'inconata di testa leggera nell'angolino lontano dove Gottino riesce ad arrivarci. Nella ripresa il gol su rigore di Antenucci, che però va a decretare, minuto 23 del secondo tempo, una supremazia del secondo tempo più marcata del Vigasio sul Bassano, che si è un po' sciolto nella ripresa, così come si è sciolto il bravo Bunafà, che da primo tempo al secondo tempo, io credo che è riconoscibile, può essere Bunafà, diciamo la sintesi di un Bassano che è sembrato in secondo tempo un po'. Io direi che Bassano lo porterà via quindi alle altre squadre. Io devo dire un elogio, allora, anche lui si migliora in campo, secondo me.